Buongiorno in diretta con Focus TG. Andiamo a Martellago in diretta perché è stata una notte di paura. Un uomo ha spinto giù dalle scale di un condominio un inquilino e poi si è barricato in casa. In diretta Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. È stata una notte decisamente movimentata qui a Martellago, poco distante da dove ci troviamo ora per ovvie ragioni. Il sindaco che è qui con noi, Andrea Saccarola, ha preferito anche per motivi comunque di sicurezza. Che cos'è successo? Una lite tra gli inquilini di un condominio, tutto sarebbe scaturito da un parcheggio e l'aggressore, che evidentemente era in forte stato di alterazione, avrebbe appunto spinto giù dalle scale l'altro inquilino che è stato trattenuto per tutta la notte al pronto soccorso e è rimasta ferita anche la moglie di questa persona, che però è stata dimessa poco dopo. Il sindaco naturalmente si è recato immediatamente sul posto non appena le forze dell'ordine l'hanno avvisato di quello che stava succedendo, perché poi quest'uomo per non essere appunto preso dai carabinieri e dalle altre forze dell'ordine che si trovano sul posto si è appunto barricato in casa, minacciando di fare anche qualche gesto eclatante qualora avessero cercato di entrare. È giusto, sindaco? Sì, buongiorno direttore. Sì, purtroppo ieri sera è successo questo fatto, un fatto che ha scosso molto la cittadinanza, perché comunque tanta gente è scesa anche in strada. Naturalmente è andato tutto bene alla fine, perché come sappiamo poi sono calmate le acque, nel senso che comunque grazie al grande lavoro delle forze dell'ordine, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, diciamo che verso l'una di notte si è risolto il problema. Adesso il mio pensiero va al signore che è ancora in ospedale, perché comunque ha passato una notte non sicuramente bella, e quella di tutta la comunità è che possa guarire il prima possibile e tornare a casa. Ecco, la persona che l'ha aggredito tra l'altro poi era anche scesa in strada dando un pugno a un'auto, colpendo uno dei vetri, ferendosi alla mano, però è andata in ospedale solamente poi questa mattina. Da quello che so, appunto stamattina anche questa persona ha raggiunto l'ospedale per farsi curare, in quanto appunto col pugno ha rotto il vetro della macchina, di una macchina che era lì parcheggiata giù, però di più non so dirvi. Certo, ovviamente, perché la situazione è ancora in divenire. Quello che è importante specificare è che gli altri inquilini, gli altri condomini sono al sicuro, dopodiché starà alla persona che è stata aggredita a sporgere denuncia e da lì le forze dell'ordine decideranno anche come comportarsi nei confronti di questa persona che li ha aggrediti. Era mai successo in questo condominio un episodio come questo? A me non risulta e comunque va fatto veramente una lode alle forze dell'ordine, perché hanno gestito la cosa in un tempo abbastanza grande, come 4 ore, però sicuramente con attenzione e non sbagliando un minimo particolare, perché infatti non è successo nulla e grazie alla loro mediazione e al loro intervento si è risolto tutto quanto. Bene, ringrazio il sindaco Saccarola. Qui da Martellago è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria. Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Vediamo un titolo che riguarda le conseguenze tragiche di una rissa. Non è accaduto in Veneto, ma potrebbe accadere ovunque. La compagna di Giacomo massacrato in piazza Massa Carrara, il figlio gli teneva la mano e gli diceva: alzati papà. Non è caduto, lo hanno ammazzato di botte. Davvero una storia raccapricciante. La vittima è un uomo che aveva tentato di convincere dei giovani a non tirare bottiglie contro un bar. E ieri sera movida violenta a Padova, una situazione che è degenerata dopo un alterco tra giovani che sono sempre presenti nelle piazze a tarda ora, ed è finita a bottigliate. In diretta Valentina Visentin. Si riapre la stagione delle risse nei fine settimana nel centro storico di Padova. Quando entra nel vivo la movida, purtroppo tocca raccontare di episodi di violenza come quello accaduto sabato sera qui in Piazza dei Signori a Padova, dove intorno alle 23:15 alcuni ragazzi si sono fronteggiati in una rissa molto violenta. Sono comparse anche delle bottiglie, lanci di bottiglie ripresi da tanti passanti
che hanno tentato di fermare i violenti. Sul posto poi è arrivata la polizia, allertata anche dai residenti del centro di Padova, ma i tre erano già fuggiti poco lontano. Grazie alle testimonianze di alcuni presenti sono stati individuati 3 giovani, hanno dai 20 ai 26 anni, tra i 17 e i 26 anni, e sono stati identificati e denunciati dalla polizia. Ma questo episodio di violenza ci riporta al tema della convivenza tra chi partecipa alla Movida e i residenti del centro storico, che più volte hanno denunciato questi episodi, così in questa escalation sempre più di violenza tra chi usufruisce del centro storico. Paola Lincetto dell'associazione Stop Degrado Padova, cosa è accaduto sabato sera? Ma è accaduto un episodio che non è infrequente, non è la prima volta che si sente da casa un gran frastuono, urla e minacce, e ci si affaccia e si vedono questi gruppi che si fronteggiano e spesso si lanciano bottiglie di vetro, come è successo sabato sera, ma altre volte sono sedie raccolte dai plateatici dei bar, e comunque sono momenti che provocano veramente molta apprensione, perché la piazza è piena di centinaia di persone. Erano le 23:15, quindi probabilmente c'erano anche ancora famiglie con bambini, ed è un attimo, come abbiamo visto anche dai fatti di massa, che qualcuno di assolutamente innocente ed estraneo finisca in mezzo a questi episodi e possa purtroppo anche fare una brutta fine. Ecco, lei ha citato infatti quello che è accaduto a Massa con un papà che è intervenuto per sedare una rissa e purtroppo è stato ucciso. Quello che accade qui in Piazza dei Signori riguarda sempre giovanissimi, e abbiamo visto anche come è cambiato l'atteggiamento, sempre più aggressivo. Ma guardi, noi come residenti siamo stupiti, perché sono anni che denunciamo questi fatti, rimaniamo sempre inascoltati e, come ben vedete, le cose di anno in anno peggiorano sempre di più. C'è questa tendenza nel dire che dove c'è tanta gente non ci sono problemi, non ci sono spacciatori, invece come vediamo è esattamente il contrario. Questi che, a detta della questura, che evidentemente hanno accertato i fatti, sono spacciatori, sono sempre più giovani, sono sempre più aggressivi e non si fanno nessun scrupolo di agire in mezzo a tantissime persone. Evidentemente si sentono anche abbastanza intoccabili, essendo minorenni, e quindi agiscono in maniera molto violenta, ripeto, mettendo sicuramente a repentaglio la sicurezza degli altri presenti. Io da residente vorrei dire che dall'anno scorso Piazza dei Signori al sabato sera dopo le 10:30, dopo le 22:30 fa paura transitarci, e bisogna assolutamente che si mettano in atto delle misure di prevenzione, così non si può andare avanti. Grazie molte a Valentina Vicentin da Padova. Adesso andiamo a Vicenza, sempre per situazioni legate al degrado e alla violenza. Con la zona rossa sono stati chiusi dei bar anche temporaneamente in via Napoli, ma i cittadini protestano e dicono che si è trattato soltanto di spostare il problema da una zona all'altra. In diretta Daniele Garbini con Andrea Benetti per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai cittadini. Confermo proprio scenari simili a quella che descriveva un attimo fa la collega a Padova. Si erano verificati anche qui, siamo in via Napoli, la zona estrema della zona rossa a ridosso di Campomarzo, la stazione, oggetto proprio di un provvedimento speciale proprio del prefetto che è stato rinnovato, e qui proprio semplicemente attorno a Pasqua quelle scene che evidenziava la collega e l'ospite sono verificate ed erano stato oggetto di segnalazione, l'ennesima, per quello che avviene intorno a un bar che restava aperto fino a tardi e somministrava alcolici. Come Nicolò Anaclerio, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, che ha anche coordinato il gruppo dei cittadini, il comitato che aveva proprio provveduto a segnalare queste situazioni, e il Comune dopo Pasqua ha deciso di intervenire con un primo provvedimento proprio di restrizione dell'orario fino alle 20 e vietare la somministrazione di alcolici dopo le 16. Ecco, già questo provvedimento è stato efficace, così
così, Nicolò? Certamente è l'ennesimo passo voluto fortemente su nostra spinta da parte del comitato di quartiere, che ha portato all'ennesimo provvedimento dopo la zona rossa, quindi ben venga determinate sanzioni, determinate comunque provvedimenti ai danni di chi crea problematiche a un quartiere popoloso come questo. Ecco, a proposito di questo, noi abbiamo raccolto le interviste dei cittadini, quelli che fisicamente vivevano a ridosso, che avevano fatto le segnalazioni, e sentite cosa ci hanno risposto sulla valutazione di questi primi giorni di questo provvedimento, dopo questo provvedimento. Sicuramente è cambiato qualcosa per il semplice fatto che quelli che abitualmente passavano, andavano al bar, eccetera, e quindi facevano scusatemi il termine, il casino che c'era prima, adesso non c'è più perché non vengono più a bere, ovviamente. Però cosa succede? Che si è spostato in un'altra via, verso Viale Milano. Quindi i lamenti sono di quegli abitanti, questo è ovvio che sia così. Non è stato facile, ci abbiamo messo la faccia e certe volte anche abbiamo rischiato, anzi spesso abbiamo rischiato. Mi ricordo il mio amico Angelo che si è preso una cosa in testa, un'altra che andava giù col libro e c'era un push sotto. Non è stato facile, però insomma siamo abbastanza contenti del risultato nostro, non dobbiamo mollare mai. Assolutamente il miglioramento c'è stato, è la nostra paura che dopo il mese, la scadenza del mese, che torni magari un po' alla volta come era prima. Per quello che secondo me bisognerebbe prendere dei provvedimenti molto più difficili, pesanti, in modo di non dover tornare ancora nella situazione che c'era prima, che era veramente invivibile la nostra zona, tra pusher, tra i drogati, tra altre persone che magari venivano in un certo locale qua che facevano schiamazzi fino alle 2:30 di notte, insomma era insopportabile. Adesso la situazione è vivibile, c'è calma, si può camminare tranquillamente, non abbiamo paura di passare anche a notte tarda, per cui siamo molto più tranquilli. Però il problema, teme, è quello che sta dicendo. Il problema purtroppo rimane, perché finché queste persone non si rendono conto che vivono in un contesto civile, in un contesto in cui le regole devono essere rispettate, la situazione diventa insopportabile. Quindi il problema, da quello che vediamo, è un altro, non è spostando il singolo che si risolve il problema, è che purtroppo questa immigrazione non controllata crea tutte queste situazioni, perché se una persona viene in Italia attraverso i canali giusti per lavorare non c'è nessun problema, nessunissimo. Il problema è quando si fa entrare tutti senza che abbiano quelle caratteristiche di buona volontà, di rispettare le regole. Ecco, abbiamo visto quello che pensano i cittadini e soprattutto anche la preoccupazione, perché comunque si tratta sempre di provvedimenti temporanei, non sono interventi strutturali, e su questo cosa fare? Sì, noi ovviamente auspichiamo che la zona rossa venga estesa, che i provvedimenti come questo che sono riusciti a tirar fuori quella forza anche da parte dell'amministrazione siano comunque ampliati anche in altre zone della città. Questa è la dimostrazione che se si vuole anche con provvedimenti se temporanei si riesce comunque ad arginare o quantomeno a tamponare quelle che sono determinate problematiche che creano fastidio alla cittadinanza che chiede solo di stare tranquilla. Ecco, ovviamente noi continueremo a monitorare, essere a fianco dei cittadini, quindi continueremo anche la nostra azione. Allora grazie Nicolò. Grazie a voi. Ecco, da Vicenza è tutto, se non ci sono domande da studio, direttore, a voi la linea. Grazie molte Daniele Garbin, grazie molte Andrea Benetti per la parte tecnica. Vediamo due titoli che riguardano fatti di cui ci occuperemo più avanti. L'imprenditore Stefano Adamo, ucciso da un malore mentre pranza al Vinitaly, il 51enne era l'ideatore di Gin Gina. E poi Antonio Gonzo, travolto e ucciso da un 14enne in Vespa, la mamma che dice mio figlio è sotto shock, vorrei incontrare la famiglia della vittima. La vittima sarebbe uscita all'improvviso e sarebbe stata così purtroppo investita da questo 14enne in Vespa.
Una rivolta e una tentata fuga di massa dal carcere minorile di Rovigo. I 5 che hanno creato i disordini erano detenuti prima al Santa Bona di Treviso e avevano già creato molti problemi. L'organizzazione sindacale autonoma della Polizia Penitenziaria sostiene che devono essere allontanati subito. Prima le urla, i vetri rotti e poi suppellettili distrutti. 5 ragazzi detenuti che hanno dato vita ad una rivolta. Avevano messo in scena una rissa. La polizia penitenziaria è subito intervenuta per cercare di calmare gli animi, ma la situazione non è cambiata, anzi, a quanto pare l'intento del gruppo era un altro, quello della fuga. I detenuti avrebbero raggiunto il cortile e avrebbero cercato di scavalcare il muro di cinta della struttura. C'era qualche intento proprio di attuare questa evasione di gruppo. L'importante è che in questo si sia riuscito a scongiurare questa cosa, perché devo dire che è stato tempestivo anche l'arrivo delle altre forze dell'ordine. Sul posto in pochi minuti sono arrivati polizia e carabinieri, oltre agli agenti della polizia penitenziaria della locale casa circondariale di Rovigo. I 5 giovani di età intorno ai 22 anni, 4 stranieri ed un italiano, in precedenza erano detenuti al minorile di Treviso, dove avevano già creato numerosi problemi. Il carcere minorile Vivaldi di Rovigo è stato inaugurato solo 3 mesi fa, l'appello delle organizzazioni sindacali. Stiamo parlando di una struttura nuova appena inaugurata e quindi bisogna profondere ogni sforzo, e questo è l'appello che lanciamo come organizzazione sindacale OSAP, affinché ci sia un rinforzo dell'organico, affinché possano essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza e per soprattutto fare in modo che ci sia in ogni parte della giornata un livello di sicurezza alto che possa garantire l'incolumità, nella salvaguardia dell'incolumità di tutto il personale. Non solo, ma l'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria ha già inviato una lettera alla direzione del Centro Giustizia Minorile di Venezia, chiedendo senza mezzi termini l'allontanamento immediato e fuori regione dei 5 soggetti responsabili dei disordini, in quanto la permanenza di tali elementi nel distretto del Triveneto rappresenterebbe, hanno scritto, una minaccia costante all'ordine degli istituti. Non solo, ma chiedono il trasferimento presso circuiti detentivi per adulti per coloro che, pur rientrando nella fascia dei giovani adulti, dimostrano una caratura criminale e un'indole violenta incompatibile con le finalità rieducative del sistema minorile. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda serata, quando i detenuti sono rientrati nelle proprie celle. Servizio di Daniela Sizzia. Oggi in regia ci sono Francesca Pezzo e Italo Morao, e adesso andiamo in diretta da Vanessa Banzato, Romano Dezzelino, per l'ennesima tragedia sulla strada, un ragazzo su una Vespa che ha travolto ed ucciso un anziano che stava attraversando la strada sulle strisce. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo a Romano Dezzelino, proprio in via Generale Giardino, e proprio in questo punto che sabato sera è stato travolto e ucciso da un ragazzino, un 14enne in sella allo scooter, Antonio Gonzo, 86 anni, un uomo conosciutissimo in tutta Romano Dezzelino, e non solo, un uomo attivo, sportivo, impegnato anche davvero nella comunità. La Procura ha aperto un'inchiesta per far luce sulla dinamica di questa vera e propria tragedia, come l'ex sindaco di Cassola Aldo Maroso, ma soprattutto grande amico di Antonio Gonzo. Assieme hanno percorso ancora nel 2001 quei 12.000 chilometri da Venezia a Pechino, ripercorrendo la via della Seta in bicicletta. Ma prima di dare la parola ad Aldo Maroso, chiederei alla regia di mandare in onda il servizio in cui si ripercorre quel terribile sabato sera. Molto probabilmente è un momento di distrazione, è attraversato in un dosso che molto probabilmente non aveva visto la moto che arrivava. Travolto e ucciso dalla Vespa condotta da un ragazzino di appena 14 anni, ha perso la vita così a Romano Dezzelino, a pochi passi da casa, Antonio Gonzo, 85 anni, pensionato dell'Enel,
Erano trascorse da poco le 20. Nell'atto di attraversare la strada provinciale è stato investito dalla Vespa del giovanissimo, uno studente di Borso del Grappa, diretto a San Giacomo per andare a prendere un amichetto con cui doveva trascorrere il sabato sera. I lampioni erano accesi, ma l'anziano non era sulle strisce. Il ragazzino se lo sarebbe trovato di fronte improvvisamente, gli avrebbe urlato di spostarsi, poi l'impatto in cui entrambi sono volati sull'asfalto. Niente da fare per l'85enne, diversi traumi per il 14enne dimesso solo in nottata dall'ospedale di Bassano. L'indomani sul luogo dell'incidente un via vai di amici e conoscenti della vittima. Sicuramente qui c'è un rettilineo, c'è addosso, ma la gente è portata non sempre a rispettare i limiti. È un punto critico, sì, perché forse la gente inconsciamente dice attraverso qua. A 50 metri c'è l'attraversamento pedonale, però uscendo da questa strada che qui molte persone vanno a camminare, eccetera, viene, tra virgolette, spontaneo attraversare in questo punto, però sappiamo che dovrebbe essere attraversato sul pedonale, insomma. Un tratto a rischio, quello di via Generale Giardino, che da Romano Alto porta verso il centro di San Giacomo, un tratto in discesa all'uscita da una rotonda in cui velocità e visibilità sono due variabili di cui tenere conto. L'esatta dinamica dell'incidente saranno i carabinieri a doverla ricostruire e sottoporre alla procura. Lo studente in sella alla Vespa, che tra qualche mese compirà 15 anni, è descritto come un ragazzo prudente, ligio alle regole, anche per brevi spostamenti. Di contro c'è una strada da sempre problematica. Molto probabilmente anche che c'è la discesa del dosso che ti incentiva un po' anche a correre un po' di più, perché è in discesa e di conseguenza penso che se anche in bicicletta, se uno pedala forte, supera anche i 50 km/h anche in bicicletta, voglio dire. Resta il profondo dolore per la perdita di Antonio Gonzo, sportivo pieno di interessi dalla maratona al ciclismo. Ci trovavamo spesso, quasi tutte le sere, perché io mi alleno di sera e lui camminava, ma era uno sportivo di eccellenza. Si figuri che era andato perfino a Pechino in bici e me lo ricordava spesso, diceva ma noi siamo forti perché siamo nati sotto le bombe, diceva. Certo che provo un grosso dolore per la perdita di un amico, insomma, ecco. Il sindaco Simone Bontorina ha invitato tutta la comunità a partecipare del dolore della famiglia Gonzo. E ad essere sensibili in questo momento di dolore che purtroppo ha dell'inspiegabile e sicuramente va a colpire due famiglie, la famiglia di chi purtroppo ha visto la perdita del proprio caro e la famiglia del ragazzo, soprattutto con il ragazzo che in giovane età deve affrontare una cosa così complessa. Ecco sì, giustamente il sindaco pone l'accento sul fatto che entrambe le famiglie, due famiglie, sono davvero distrutte dal dolore, quella di Antonio Gonzo ma anche quella del giovane che è rimasto coinvolto in questa terribile vicenda. Aldo Maroso, tante le avventure che avete passato assieme a Gonzo, a cominciare proprio, dicevamo, da quel 2001 quando percorreste assieme 12.000 chilometri da Venezia a Pechino, la via della seta. Lei tra l'altro era anche il capo spedizione. In 8 avete affrontato questa vera e propria avventura. Sì, devo dire la verità che la notizia tragica mi ha lasciato senza fiato, sconvolto, e stamattina non avrei avuto voglia assolutamente di parlarne, e proprio qui davanti al luogo dell'incidente. Però ho anche pensato che è immensamente giusto esprimere la mia vicinanza e quella di tantissimi amici che mi hanno chiamato in queste ore, la nostra vicinanza alla famiglia, a Silvana, Maddalena e a Valentina, per dire loro che ce l'abbiamo nel cuore e ce l'avremo sempre nel cuore. Lei come ricorda quei momenti passati assieme a Pechino ma anche a Mosca? Beh, è un ricordo vivissimo, perché non abbiamo vissuto solo quei momenti in compagnia in queste spedizioni ciclistiche, ma anche molti altri momenti, io e lui, io con qualche amico soltanto, in camper, sui Pirenei, in Spagna, in montagna, a sciare, per cui l'ho conosciuto come una persona schietta, sincera, diritta, che pensavo proprio che se adesso lì che discute con San Pietro discuterà di poter andare dove vuole, nelle sue montagne, e discuterà anche di politica con San Pietro. Era uno spirito libero, così è stato descritto. Assolutamente sì, ma anche molto informato, non faceva solo sport, un fisico invidiabile, ma anche la testa era una testa molto, molto viva. Cosa resterà di lui adesso nei vostri cuori?
Non ho capito. Cosa resterà nei vostri cuori? Una cosa in particolare che resterà? Beh, in particolare il suo personaggio, ma l'avevamo sempre avuto nei nostri cuori anche quando lui non c'era, ne parlavamo sempre. Adesso a maggior ragione mi hanno chiamato tanti amici dicendo che sono sconvolti, a loro sembrava impossibile, e però è un personaggio, non si può dimenticare un personaggio così. Insomma, inevitabile il dolore, tanto dolore che c'è nei cuori delle persone che conoscevano Antonio Gonzo. Ripeto ancora che la Procura ha aperto un'inchiesta per cercare di far chiarezza sulla dinamica di questa terribile vicenda e abbiamo avvicinato anche la sindaca di Borso del Grappa, dove vive il ragazzino di 14 anni che appunto ne compierà 15 tra qualche mese, che ha travolto con lo scooter Antonio Gonzo. Allora sentiamo proprio le parole della sindaca di Borso del Grappa, Fiorella Ravagnolo, e io direttore ti ricevo la linea. È una settimana di tragedia nel nostro paese, prima per la scomparsa di un nostro cittadino e adesso per l'incidente che è successo ieri sera. Purtroppo siamo tutti così, anche perché è un ragazzo giovane, un ragazzo di 14 anni, e non oso pensare il suo stato d'animo in questo momento, anche perché mi è stato detto appunto che è stato anche soccorso dopo l'incidente per il problema sicuramente di aver preso una persona. Mi dicono che non è colpa sua, che il signore anziano ha attraversato la strada, ma al di là di questo segnerà sempre nella sua testa, nel suo cuore, di aver ucciso una persona, anche se non ha colpa lui, insomma. La vicinanza è qua a questa famiglia e alle due famiglie? Assolutamente, intanto in primis la famiglia dove ha perso il proprio caro, ma anche la famiglia che è rimasta scossa, perché la famiglia che conosco è una famiglia genuina del paese, seria, e anche il ragazzo, quindi è stata una fatalità proprio nel vero senso della parola, un incidente. A voi colpiti già dal lutto per la morte di Cesare Zilio, adesso anche questo dolore, insomma, che si aggiunge? Certo, assolutamente, perché la scomparsa di Zilio è nato qui a Borso, i familiari sono qui a Borso e anche l'altro ragazzo, 14 anni, è sul forfior che tutti quanti corriamo, facciamo giri in moto, chi non li ha fatto in bicicletta, e la casualità è stata che in quel momento la persona ha attraversato la strada, da quel che mi dicono. Bisogna fare attenzione, non solo noi che guidiamo, ma anche chi guida dall'altra parte, quindi continuamente avere non 2 ma 4.000 occhi a destra e a sinistra, avanti e indietro, e moderare la velocità a tutti quanti. Grazie a Vanessa Banzatto e Federico Cibotto. Da Romano Dezzelino, un altro incidente purtroppo, vediamo a Belluno, schianto in bicicletta, muore nel cuore della notte. Daoun Mukhtar ha perso il controllo della sua 2 ruote lungo la discesa di via Sant'Antonio, stava rientrando a Limana dopo il turno di lavoro al supermercato. Adesso voltiamo pagina, andiamo al Vinitaly di Verona, dove c'è molto entusiasmo e dove c'è Lucio Zanato che fa concorrenza sleale, perché su Antenna 3 è con Stefani e su Rete Veneta è col pur importante Federico Canera. E poi me lo devi portare il presidente, Lucio. Allora, devi sapere, direttore, intanto buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. È stato letteralmente portato via dai tifosi del Venezia, perché il Venezia è venuto giù qui a presentare il suo passaggio in Serie A e tu sai che di fronte a un esercito di tifosi non si può fare assolutamente nulla, perché se lo sono portati via fisicamente. Vediamo alla fine della presentazione di questo passaggio in Serie A, però con me ho l'ex assessore all'agricoltura e non solo, ma ora presidente di Veneto Agricoltura, Federico Caner. Allora, intanto diamo un po' di numeri, perché io sono qui certo per parlare di cronaca del presidente Stefani, che poi tra l'altro sentirai nel servizio, ma anche per parlare di questo Vinitaly, 58esima edizione, 4.000 aziende italiane presenti, 100 eventi, 1.000 top buyer che arrivano da 130 paesi. Qui c'è il mondo, e proprio perché qui c'è il mondo c'è un bel segno di coesione in un momento in cui il mondo invece si sta dividendo. Allora, la prima domanda la facciamo al politico: cosa significa il Vinitaly proprio in termini politici
politici, di coesione, di dimostrazione che insomma tutti siamo sotto lo stesso mondo? Beh, innanzitutto siamo contenti di questi numeri perché è un Vinitaly che funziona alla grande nonostante una congiuntura economica insomma non tanto favorevole, insomma il tema delle guerre ci sta mettendo in forte difficoltà. Nonostante questo vedo grande ottimismo da parte degli operatori e questo è un bellissimo segnale, anche perché il vino mette insieme i popoli. Quando si sta con le gambe sotto la tavola è un sistema anche per proporre pace, ecco, in sostanza. Quindi il Vinitaly fa fratellanza, ci sono aziende che arrivano da tutte le parti del mondo e questo è molto positivo. Per il nostro settore significa portare avanti il Veneto non soltanto nella sua tipicità, ma anche, voglio dire, per quanto riguarda il numero delle esportazioni, cioè il 25% del vino italiano è veneto, sono circa 2,9 miliardi di euro di produzione, cioè capite che per noi è un asset fondamentale, abbiamo quasi 100.000 ettari messi giù a vigneto nel Veneto ed è ovvio che anche noi come Veneto Agricoltura presidiamo molto questo settore anche in termini di innovazione tecnologica, perché è un settore che sempre di più deve fare attenzione a causa del cambiamento climatico a ciò che accade nel mondo e anche localmente. Ecco, poi devi sapere, direttore, sempre in termini economici, che il vino è il secondo prodotto per esportazione totale dell'Italia. Non so se rendo, nel 2025 ha fatto 7,7 miliardi solo di export, ha 47,3 milioni di ettoliti prodotti, 79 di OCG, 34 DOC, 635 varietà di vini in tutta Italia. Pensa che fa 626.000 ettari coltivati con 300.000 produttori ed è tutto qua. Tutti qua, perché sostanzialmente questo è il centro del mondo viticolo. Una battuta per chiudere, prima di ritornare alla politica, perché ieri c'è stata l'inaugurazione. Altra cosa importante, direttore, te la do come notizia che non ho dato prima d'antena. Domani la giunta regionale si riunisce qua. Sì. Si riunisce qua al Vinitaly per dire quanto importante è, e domani alle 11 ci sarà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che viene qui proprio per dare, come dire, sostegno a questo mondo, un mondo molto importante, tra l'altro un mondo di pace, perché è tutto quanto insieme. Ultimo dato, due cose veloci: vino a bassa gradazione, come la vedete voi come Veneto Agricoltura, e varietà resistenti, perché tanti dei nostri telespettatori continuano a dire vengono a irrorare vicino a casa mia e poi mi avvelenano, e quindi con le varietà resistenti possiamo risolvere questa cosa. Noi stiamo facendo tanta sperimentazione da questo punto di vista. Abbiamo addirittura un progetto, si chiama Ampello Pros, che è per ampliare la base ampelografica, per esempio nel tema del prosecco, dove il 15% del complementare lo possiamo utilizzare con il sistema Piwi, cioè i vigneti resistenti, vigneti che non hanno bisogno, diciamo, di essere trattati come quelli convenzionali, e questo per andare incontro al tema della sostenibilità. Come Veneto Agricoltura su questo stiamo lavorando moltissimo. Oggi abbiamo fatto la presentazione anche del Grappariol, che è, diciamo, un vitigno storico nel Trevigiano, recuperato nella zona del Piave. Anche lì abbiamo fatto, diciamo, delle prove in campo molto importanti, quindi il nostro compito è anche quello di sbagliare per gli operatori, cioè quello che gli operatori non possono fare, perché ovviamente se mettono a repentaglio la propria produzione è un problema. Veneto Agricoltura, che ha questo compito scientifico importante pubblico, può fare le prove, poi se vanno bene le distribuisce a tutte, se vanno male, diciamo, è un costo pubblico che noi ci prendiamo a carico per fare del bene alla società. Ecco, questo per dimostrare, insomma, che cosa fa praticamente Veneto Agricoltura. Il resto ve lo raccontiamo in una puntata di Agricoltura. Adesso ti restituisco la linea, direttore. Se riesco a tirar fuori il Presidente Stefani te la richiederò immediatamente, anche perché ci sono delle importanti novità che riguardano il Presidente, per quanto riguarda il lancio che ha fatto questa mattina a sostegno di Papa Leone, ma questo è di oggi. Ieri invece vediamo il servizio che è stato preparato proprio nel giorno dell'inaugurazione. Poi intanto a te la linea. Dare il servizio, volevo dire che c'è un altro problema. Stai facendo troppi ascolti con Agricoltura, cioè il mercoledì sera c'è un nuovo talk di Lucio Zanato e siamo lì a combattere con focus sugli ascolti, ma io prima andavo via liscio, adesso c'è un'altra concorrenza interna. Bravo Lucio, complimenti. Vediamo il servizio. Rischio recessione in Europa se lo stretto di Hormuz dovesse restare chiuso. Nella giornata di inaugurazione del 58° Vinitaly, i ministri non nascondono le preoccupazioni per un'economia che è sempre più a rischio. Preoccupa
che la prima fase dei negoziati non si sia conclusa positivamente e che quindi lo stretto di Hormuz e verosimilmente anche l'intera area possa continuare ad essere bloccata al traffico marittimo e commerciale internazionale. Per questo auspichiamo che ci sia una soluzione negoziale al più presto e comunque dobbiamo tenerci pronti ad agire e soprattutto lo deve fare necessariamente la Commissione europea, perché a fronte di una situazione emergenziale che potrebbe addirittura aggravarsi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dobbiamo subito reagire con la sospensione del patto di stabilità. Il ministro Urso ha poi parlato della casa del Made in Italy per la prima volta al Vinitaly. Essere vicini all'impresa significa fornire loro informazioni e assistenza, come è possibile fare per la prima volta anche all'interno di questa straordinaria edizione del Vinitaly. Preoccupano i dialoghi interrotti nella crisi del Medio Oriente, dice il ministro Tajani. Il nostro appello è che si possa riprendere un'altra tornata per cercare di sbloccare la situazione, continuare con il cessate il fuoco e liberare Hormuz, perché quello è il nodo fondamentale anche per la nostra economia. Altro aspetto fondamentale per la stabilità dell'area sono i colloqui tra Israele e Libano, fondamentali per chiudere anche una stagione di guerra in quella parte di Medio Oriente. Noi sosteniamo il presidente Aoun, dice, è un amico dell'Italia e nelle prossime ore il ministro sarà a Beirut per una serie di incontri per dimostrare quanto l'Italia possa essere protagonista della costruzione di pace in tutta l'area del Medio Oriente. Di enoturismo parla invece il neoministro Gianmarco Mazza. Io intendo puntare sull'enoturismo. Oggi l'enoturismo quota vale 3 miliardi di euro ma è in continua crescita. Che cosa significa enoturismo? Significa vendita diretta con minori costi, quindi è molto importante per le cantine, ma è molto importante anche per i turisti, perché i turisti possono, grazie al vino, andare a visitare dei territori che altrimenti probabilmente non andrebbero a visitare, e questo potrebbe anche essere una prima, tra le possibili risposte all'overtourism di cui tanto ci lamentiamo. Sul palco il ministro Lollobrigida parla invece di una contrazione dell'economia. C'è una contrazione dell'economia a rischio dovuta ad eventi, ma dovuta anche alla concorrenza in altre aree del mondo di gente che produce, e l'Europa deve stare al passo, deve velocizzare i suoi tempi, cominciando con il taglio delle imposizioni fiscali sui beni che non produciamo in Europa, a cominciare dai fertilizzanti, altrimenti questi costi che vanno sulle imprese agricole si riverseranno sui cosiddetti consumatori e avremo un aumento dei costi al carrello. Dobbiamo agire, dobbiamo chiedere all'Europa di muoversi più in fretta. Prima volta del presidente Stefani al Vinitaly. È una vetrina internazionale, voglio anche ricordare, il vino è sicuramente identità, è storia e cultura, ma è anche un fattore straordinario di sviluppo economico. Oltre il 37% dell'export vitivinicolo nazionale è veneto, l'anno scorso addirittura il 38%, dati molto importanti che ci ricordano quanto sia fondamentale tutelare ovviamente le nostre produzioni di OCG, DOC e ovviamente IGT, che sono in continua crescita e continuano ad essere il motore di questo settore e di questa filiera. E mentre si fa di tutto per cercare di attenuare i contraccolpi di queste guerre in corso, il presidente Trump getta benzina sul fuoco. Ormai ci siamo abituati, ma non eravamo abituati ad un attacco senza precedenti a un Papa, Leone XIV, che risponde: non ho paura di lui, continuo contro la guerra. Il Papa che ha risposto per le rime al presidente americano, che lo ha criticato, ha detto che è un Papa inutile, che addirittura è stato eletto Papa per merito del capo della Casa Bianca. Qui siamo veramente in presenza di un uomo fuori controllo. È iniziato sequestrando il presidente del Venezuela con la moglie, voleva conquistare la Groenlandia, se l'è presa con la Danimarca, vuole occuparsi di Cuba, ha detto che avrebbe finito la guerra in Iran in un lampo, adesso ha deciso addirittura il blocco totale dello stretto di Hormuz, per cui non vedremo più petroliere passare, non ha esitato a dire
che potrebbe anche partire un nuovo violento attacco degli Stati Uniti insieme ad Israele che intanto sta combattendo e bombardando il Libano. Insomma, siamo nelle mani di uomini senza scrupoli che pensano soltanto ai loro affari, ai loro interessi, e c'è una sola parola che si leva da tutto il mondo, anche dalla Ungheria, dove Orbán dell'ultradestra è stato sostituito dal voto, con il voto di ieri dagli ungheresi, con un uomo comunque di centrodestra, e anche da lì si alza un unico grido: fermatelo, 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 prima che sia troppo tardi. E tra coloro che sono colpiti dalle follie di quest'uomo disturbato, che avrebbe bisogno, dicono in tanti, di un TSO, in maniera provocatoria, ma c'è del vero, va sottoposto a delle cure sicuramente. Vediamo gli autotrasportatori, vediamo. O abbiamo coraggio, o stiamo tutti a casa. Io sono stato già una settimana perché non arrivo con soldi di gasolio. Confronto infuocato tra autotrasportatori e associazioni di categoria a Padova. Un incontro in cui si è discusso dei problemi del comparto, a partire dal caro carburante. Venerdì prossimo un incontro a Roma che potrebbe portare ad un fermo dei mezzi. Porteremo a Roma la nostra decisione di fare il fermo nazionale del trasporto se l'Unatras il 17 di aprile porterà l'idea di fare il fermo nazionale. Forse potrebbe essere deciso un fermo dell'autotrasporto, ma le aziende oggi riunite in questa splendida assemblea che abbiamo fatto proprio in funzione di intercettare la difficoltà che le nostre aziende stanno attraversando, sarebbero, dicono, costrette a fermarsi molto prima. Ci auguriamo di non dover dire alle aziende sì, fermiamoci, ci auguriamo che il governo possa garantirci le istanze che abbiamo domandato. I rincari del gasolio dovuti alla guerra in Medio Oriente hanno acceso la miccia ad un comparto già in fermento, come testimoniano gli autotrasportatori. Oggi si è parlato quasi esclusivamente dell'aumento del gasolio, delle accise, eccetera, eccetera. Quello è uno dei tantissimi problemi. I problemi sono innumerevoli, il trasporto va riformato dall'inizio alla fine. Il giorno dopo qui ci sono stati gli aumenti per la televisione, il gommista è venuto a chiedere aumenti, tutti i fornitori hanno chiesto aumenti, che fossero giusti o non fossero giusti non discuto, però sono venuti tutti e noi non possiamo dirgli di no. Io mi sono già fermato una settimana perché io non riesco ad andare avanti. Soluzione è che dobbiamo essere tutti uniti, fermi, basta. Non è che dobbiamo aspettare noi una risposta, no, questo è tutto sbagliato. Liquidità in tasca per le società, questa la richiesta più urgente. Vogliamo che vengano ristornate non con i 3 mesi con il silenzio assenso, ma che vengano ristornate subito per ridare liquidità alle nostre aziende. L'appello va direttamente al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Io mi rivolgo veramente con tutto il mio cuore al Ministro Salvini, che possa intervenire a nostro favore, perché rischiamo veramente di mettere in difficoltà le nostre aziende. Le nostre aziende sono già in forti difficoltà, in particolare quelle dell'artigianato, perché non si trovano giovani artigiani. Sentiamo. 6.060 imprese under 35 in provincia di Padova con un calo in 10 anni del 17,8%. È la fotografia scattata dal centro studi di CNA Padova e Rovigo, che nota anche le differenze nei vari territori, con l'area dei Colli Euganei e l'Alta Padovana, dove il numero di aziende giovani regge, mentre il calo è evidente per la Bassa Padovana e il Piovese. Una preoccupazione per le associazioni di settore in una provincia come quella euganea, dove allo stato attuale un'impresa artigiana su 3 è guidata da un over 65. Per garantire un futuro economico alle nostre imprese non bastano strumenti una tantum, ma bisogna lavorare, investire insieme con la politica, investire insieme con le istituzioni per dare aiuto alle nostre imprese, per sostenere e sensibilizzare proprio quelle attività che oggi faticano a partire. È il commercio il settore dove si registrano più imprenditori under 35, seguito dalle costruzioni e dai servizi, bene anche le attività professionali, scientifiche e tecniche. Per incoraggiare i giovani servono interventi strutturali, dalla borsa lavoro ad agevolazioni fiscali stabili, ma anche un supporto all'accesso al credito dedicato. Se non vogliamo
le nostre imprese muoiono, se non vogliamo perdere il nostro Made in Italy, il nostro saper fare artigiano, dobbiamo lavorare tutti assieme perché ci sia di nuovo quell'attrattività per i nostri giovani che ritornino a lavorare nelle nostre aziende, che oggi le aziende artigiane sono completamente diverse da quelle di una volta, hanno bisogno di capacità, di competenza, di passione proprio per saper tramandare anche il nostro saper fare, che non si legge sui libri ma che viene tramandato anche tra persona e persona. Adesso andiamo in diretta a Belluno da Fabio Fioravanti e dall'operatore Stefano Bozzi, perché è scoppiata la polemica sui tigli di via Feltre che dovrebbero esserne abbattuti più di un centinaio, mi pare di aver capito. Fabio Fioravanti, in diretta a te. Grazie direttore, non dovrebbero. Dovranno, saranno abbattuti da domani e sono più di 100. Sono con la presidente di Italia Nostra, sezione Belluno, e con la vicepresidente veneta di Italia Nostra. L'abbattimento è ormai a questo punto cosa fatta. Come vedrete non siamo con alle spalle gli alberi di via Feltre, che è una delle vie di accesso alla città, ma siamo, immagini che la regia potrà proporre fatte sabato da Stefano, siamo di fronte a Palazzo Rossi. Perché siamo di fronte a Palazzo Rosso? Siamo qui perché avevamo chiesto un appuntamento con il sindaco per oggi, urgente anche, e purtroppo non ci può ricevere perché la sua agenda è già piena. E vi dà appuntamento per? Mercoledì alle ore 10, purtroppo mercoledì i giochi saranno già fatti, gli alberi saranno molto probabilmente già abbattuti e quindi noi lamentiamo anche la mancanza di trasparenza in tutta questa operazione, perché abbiamo chiesto i documenti, ma i documenti non sempre si trovano neanche nel sito e nell'albo pretorio del comune. Intanto tante firme dei cittadini contro questi abbattimenti, Presidente. Esatto, perché i cittadini sono stanchi. Diciamo quante? Siamo arrivati a 1500. In quanto tempo? In 24 ore. Quindi è una forma di protesta da parte della cittadinanza contro l'abbattimento di alberi, non solo quelli che cominceranno a battere domani, sono 147 polmoni vivi per la gente. Per piantarne quanti? Per piantarne 37, tra l'altro non della stessa natura degli altri, sono dei piccoli alberini che non hanno la funzione che avevano questi tigli meravigliosi e che non faranno ombra e quindi non daranno ossigeno alla via. Siamo stufi perché già in piazza Vittime di via Fani, lungo il percorso di via San Lorenzo, sono state fatte delle scelte terribili, sono stati abbattuti centinaia di alberi e la gente è stufa di questa cosa, quindi chiama noi e noi ci sentiamo in dovere di aiutare le persone, a dare voce alle persone. Lei ha parlato di illegalità per diversi motivi, dal fatto che non ci sarebbero le perizie, al fatto che non si può fare durante la nidificazione degli uccelli, a quello che un abbattimento così vasto andrebbe fatto pluriennale. Certo, ma questo non lo diciamo noi Italia Nostra, questo lo dicono delle ordinanze, in primis un'ordinanza del 2024 del Tribunale Ordinario di Torino che appunto sentenza che l'eliminazione di un viale alberato lede il benessere, la salute dei cittadini e quindi in quel caso se effettivamente ci devono essere degli alberi da abbattere, questi vengano abbattuti ma dilazionando questo abbattimento in 5 anni e piantando sostituendolo con alberi alti almeno 4 metri e di un diametro di 20-25 centimetri. Ci teniamo a dire che non è che siamo contrari alla riqualificazione di via Feltre, ci rendiamo conto molto bene anche noi che i marciapiedi hanno bisogno di una ristrutturazione e anche la ciclabile va ripensata e riqualificata. Noi siamo contrari alla modalità perché si poteva pensare anche fare un confronto con i vari enti e i vari organismi presenti e decidere un altro modo di ripensare via Feltre. Ultima cosa, lei ha parlato di cose che sono fuori dalla legge, quindi che
costituirebbero dei reati. State pensando, perché purtroppo mi pare di capire che l'abbattimento è scontato, di intraprendere azioni legali per denunciare reati? Beh sì, certo, ci stiamo pensando e noi speriamo di poter arrivare in tempo, speriamo che si ripensi, venga ripensato questo intervento, c'è ancora tempo, ci sono ancora delle ore di tempo per rinunciare e procrastinare questo intervento in un momento in cui gli alberi non sono nello stato vegetativo e gli uccelli non nidificano, ovvero in autunno. Allora noi concludiamo, domani saremo in via Feltre, se il direttore vorrà fare vedere anche domani quello che accade, mattina andremo a documentare l'inizio, per quello che sappiamo ad oggi, ad ora, dell'abbattimento, e poi ovviamente vi daremo notizia se ci sarà l'abbattimento, se Italia Nostra deciderà di intraprendere azioni legali contro chi di questo abbattimento è responsabile. Alberi, ricordiamolo, che purtroppo quando è necessario vanno abbattuti. La storia drammatica di Treviso della persona malata, uccisa da un albero che è caduta, ne è l'esempio, ma per quanto si può vedere gli alberi di via Feltre, a parte qualcuno forse, non presentano malattie, non presentano problemi di salute. Da Belluno è tutto, direttore, a te la linea. Grazie molte Fabio Fioravanti, a Stefano Pozzi per le riprese. Dovremmo poter tornare adesso al Vinita di Verona, perché vedo Lucio Zanato con il presidente della regione del Veneto, Alberto Stefani. A te Lucio. Bene, allora direttore, come sempre, se il direttore chiede, Lucio Zanato risponde. Eccolo qua il presidente Stefani. Anche il presidente, direi, no? Anche il presidente, però diciamo che nel mio caso rispondo al direttore. Sai com'è i direttori, bisogna stare attenti. Allora, presidente, intanto com'è andato con questo Venezia, considerando che l'hanno portata via forza i tifosi, grande successo, grande momento storico per questa squadra che è venuta qui a festeggiare? Beh, proprio così, e devo dire che è una realtà straordinaria e noi siamo felici di averli accolti qui al Padiglione Veneto, insieme a tante altre iniziative che stiamo sviluppando e promuovendo qui in Casa Veneto, nel nostro padiglione appunto legato al Vinitaly. Una vetrina internazionale che svela un'identità di questo territorio. Ricordiamo che oltre il 37% delle esportazioni di vino nazionali sono venete. Basta questo dato per far capire quanto questa filiera sia strategica e quanto sia ancora legata a quell'identità, a quella tradizione, a quella storia di questo territorio, che ci ricorda la necessità di scambi commerciali, di interazione, di dialogo, che mai in un momento come questo risulta fondamentale. Ecco, però noi siamo venuti qui al di là del Vinitaly perché lei da qui ha fatto partire un messaggio importante di sostegno a Papaleone. Sì, è così. E oggi alcune dichiarazioni mi sembrano davvero fuori luogo e credo che la vicinanza a Papaleone sia dovuta anche nei confronti di una figura che ha sempre rappresentato un simbolo di pace tra le nazioni. Detto questo, penso che sia necessario affrontare questa contingenza internazionale con tutte le nostre forze. Le diplomazie so che sono al lavoro, il governo è al lavoro anche per garantire attenzione a imprese e famiglie, chiedendo maggiore flessibilità all'Unione Europea. Noi l'abbiamo fatto con il nostro bilancio regionale, siamo ovviamente a disposizione per essere previdentemente al servizio dei nostri cittadini. Ma è vero che domani fa giunta qui? Domani facciamo giunta perché le attività della regione devono continuare, quindi da buon veneto fare di necessità virtù. Così come tutti gli assessori siamo qui sicuramente per promuovere il Veneto, siamo qui per continuare la nostra azione amministrativa con tante delibere nell'interesse dei nostri cittadini. Inviterà anche la Premier Meloni? Beh, qualche telefonata c'è stata e vediamo, insomma, ovviamente c'è qui la Presidente del Consiglio, ci sarà qui il Ministro Matteo Salvini. Siamo ovviamente felici di poter ospitare in questo scenario internazionale i nostri rappresentanti istituzionali per far capire quanto sia fondamentale il Veneto e anche magari per strappare loro qualche promessa nei confronti di questo territorio. Noi da buoni veneti siamo abituati a portare a casa i risultati. Senta, per ultimo, il Vinitaly che racchiude tutto il mondo del vino, ma tutto il mondo in genere, perché ci sono 330 paesi rappresentati, è un segno di coesione dell'umanità, un segnale forte per questo mondo invece completamente in conflitto. È un segnale forte che ricorda l'identità di questo territorio. Io voglio ricordare, la Repubblica Serenissima è nata
proprio qui, siamo di fianco al Leone di San Marco. È nata grazie agli scambi commerciali, un territorio di scambio, di dialogo, di interazione tra culture diverse. Questa è la storia del Veneto e noi dobbiamo continuare a rappresentare tutto questo, ovviamente in chiave contemporanea, ovviamente per quanto riguarda il commercio anche internazionale. Siamo qui per rendere onore a tutto questo. Grazie Presidente, grazie. A te la linea direttore, come promesso l'abbiamo portato. Grazie Lucio, grazie. Domani ti vengo a trovare così mentre c'è il Consiglio regionale ci beviamo con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, la grande Nicoletta, ci beviamo un'ombra. Grazie tante, grazie, a presto. Sarà fatto, a domani allora, grazie a domani Lucio, grazie. Allora andiamo avanti, torniamo alla cronaca e vediamo un titolo dal giornale di Vicenza: ha tentato di strangolarmi con una corda, badante arrestata per tentato omicidio. È successo a Valbrenta, la vittima, 75 anni, ha perso i sensi e aveva escoriazioni. Stanno indagando i carabinieri, è successo a Valbrenta. Vediamo cronaca nera ancora, un altro dramma familiare, questa volta a Muggia. Una donna viveva almeno da 2 anni, incredibile, con il cadavere della madre in casa. È stata denunciata dai carabinieri. E un'altra storia di disagio, quella che arriva da Muggia. Una 57enne ex poliziotta è stata portata in caserma e denunciata dai carabinieri per occultamento di cadavere. La donna, perlomeno da 2 anni, viveva infatti con il cadavere della madre nell'abitazione di via 25 aprile al Civico 24. Le spoglie dell'anziana 84enne sono state rinvenute nella camera da letto sepolte sotto una coltre di vestiti ed un impermeabile. Le indagini, come riporta Il Piccolo, sono state avviate dalla Procura di Trieste sul posto con il PM e il medico legale. Bisognerà infatti stabilire, attraverso l'autopsia e i test tossicologici, a quando risale la morte dell'anziana. I primi rilievi cadaverici potrebbero far pensare al 2024. Gli inquirenti dovranno anche capire per quali ragioni l'ex poliziotta avesse tenuto in sostanza nascosto il corpo della madre. L'intervento dei carabinieri era stato sollecitato da una persona preoccupata perché da tempo non vedeva la donna deceduta né di lei aveva più notizie. L'appartamento, disposto su 2 piani, si è presentato alle forze dell'ordine in condizioni igienico-sanitarie devastanti, sporcizia dappertutto, cartoni di pizza, migliaia di mozziconi di sigaretta. Per entrarvi i carabinieri hanno faticato non poco, ci sono volute ore prima che la 57enne, anche lei in condizioni di estrema trascuratezza, aprisse loro la porta. Sarebbe infine emerso che senza risultato i servizi di salute mentale avrebbero tentato un approccio con la figlia, pertanto quanto accaduto presenterebbe le caratteristiche di un grave caso psichiatrico. E su questo fatto abbiamo sentito il parroco di Muggia, Andrea De Stradi, che dice che a Muggia ci sono tantissimi casi di fragilità che andrebbero affrontati urgentemente. Ho visto sicuramente questa persona più volte per le strade di Muggia, con questo senza dubbio, però mi chiedevo chi fosse, appunto, ecco, e ieri purtroppo, l'altro ieri abbiamo scoperto la verità, ecco, di questa situazione di disagio. Il parroco di Muggia, don Andrea De Stradi, ha dato subito la disponibilità a ospitare la 57enne ex poliziotta che viveva in casa con la madre morta da oltre 3 anni. La donna avrebbe riferito di non aver saputo come comportarsi al momento del decesso della madre 84enne, avvenuto, secondo le sue parole, nel novembre del 2022. Una storia, quella scoperta sabato dai carabinieri, di forte disagio psichico e sociale che ha toccato profondamente l'intera comunità della cittadina rivierasca. Una delle tante situazioni di disagio qui a Muggia, questo io lo tocco con mano quasi tutti i giorni, ecco, no? Di disagio psicologico, psichico, ecco, che rimangono un po' nascoste perché tante volte le dinamiche un po' da paese chiaramente non permettono di essere così capaci di intervenire, ecco, no? Si vede il disagio, però non si interviene, ecco, no? Si vede ma non si interviene perché si pensa che ci sia sempre qualcun altro che lo faccia. Questo clima un po' da diffusione della responsabilità, si dice in sociologia, no? Cioè che se c'è qualcosa che non va, comunque ci sarà qualcuno che è preposto a farlo, e invece non è sempre così, anzi il più delle volte non è così, ecco. I vicini al Civico 24 di Viale 25 Aprile non parlano volentieri della vicenda
vicenda. Qualcuno spiega di aver sentito un forte odore provenire dall'appartamento, ma di aver pensato che la causa fosse la condizione igienica a dir poco precaria in cui viveva l'ex poliziotta, con immondizie e mozziconi di sigaretta sparsi in tutto il locale. Il cadavere della mamma era stato lasciato a terra in camera da letto, coperto da diversi indumenti. Sicuramente sarà un tema che riaffronteremo, auspicando anche sempre una maggior capacità di fare rete all'interno della comunità, no? Di dire quali sono le situazioni, perché magari il cittadino da solo non saprebbe come fare, però venire a parlare con quelli che sono gli enti preposti, quindi adesso la polizia locale, il parroco anche. Quante volte ricevo segnalazioni così, dopo pian pianino ci si avvicina e si agisce, ecco. Servizi di Umberto Bosazzi e di Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Italo Morao. A tra poco, state con noi. Oltre 6.500 tra lampade e sedie contraffatte sono state sequestrate e 14 persone indagate. Il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Torino a tutela del Made in Italy, che vede coinvolte tra le zone della penisola interessate anche le province di Treviso, Padova e Vicenza. I complementi d'arredo individuati riproducevano fedelmente, ma in assenza di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, modelli iconici del design italiano. Gli investigatori hanno ricostruito l'intera filiera dell'importazione dall'estero, prevalentemente dalla Cina, e la rete di distribuzione dei prodotti da parte delle 13 imprese individuate. Gli articoli sequestrati, in particolare le lampade, sono risultati anche privi delle certificazioni di sicurezza previste dalla normativa dell'Unione Europea, con conseguente potenziale rischio per la sicurezza dei consumatori. La tenacia di una commessa ha permesso di fare arrestare uno dei ladri che avevano tentato di rubare 2 borse dal suo negozio. Non si è fermata, non ha esitato un secondo, quando ha visto quell'uomo uscire di corsa dal negozio di via Gorizia a Padova, con 2 borse sottratte dalla vetrina. La commessa ha fatto una cosa semplice, istintiva e tutt'altro che scontata, lo ha inseguito. È successo giovedì scorso. Un 47enne originario di Sava, in provincia di Taranto, è entrato nel negozio in centro città insieme ad un complice. I 2 hanno rubato 2 borse direttamente dalla vetrina e si sono dati alla fuga. Ma lei è lì, li vede e parte. Inseguendo il ladro, la donna ha chiamato il 112, che immediatamente ha inviato una pattuglia. Intanto per strada la caccia continua, alcuni passanti riescono a bloccare il fuggitivo, che però riesce a fuggire nuovamente. Ma la commessa non molla, lo tallona ancora e altri cittadini intervengono di nuovo, fermandolo una seconda volta. È a quel punto che arrivano i carabinieri, stavolta non c'è via d'uscita. Le borse, del valore di 548 euro, vengono recuperate e restituite al negozio. Il 47enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Padova. Servizio di Francesco Rattai. Ha soli 15 anni, ma è già alfiere della Repubblica. Marco Mazzariol, studente al Max Planck e residente a Carbonera, è stato nominato nelle scorse ore dal Capo dello Stato per aver dato un esempio di inclusione e resilienza. L'emozione che ho provato è stato un grande impatto, non riuscivo nemmeno a crederci, non capivo se stavo sognando o se era vero. E invece era ed è tutto vero. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato Marco Mazzariol, quindicenne di Carbonera, studente al Max Planck, alfiere della Repubblica, e questo per la tenacia con cui affronta fin dall'infanzia la distrofia muscolare di Duchenne, malattia che però non lo definisce né lo limita. Marco è energia allo stato puro, come dimostrano le sue passioni per i motori e la musica rock, e CDC e Toto in testa. Diciamo che la mia patologia non mi ha mai impedito di fare quello che mi piace, non ha mai impedito di realizzare i miei sogni, dato che con questa carrozzina posso andare dappertutto, anche in montagna,
non mi ferma niente, ecco, se non gli scalini. E su questo Marco non molla, la sua è una vera e propria battaglia. Ho fatto un giro della mia scuola assieme a 2 architetti nella mia scuola per segnalare tutte le barriere architettoniche. Le barriere architettoniche, cioè, molte volte non si vedono, sono cose piccole che basta poco per risolverle. Esempio di resilienza e inclusione Marco, con la sua gioia di vivere trasforma le difficoltà in opportunità, si legge nella nota del Quirinale, ma per mamma e papà e per il fratellino Matteo è ovviamente molto di più, è vita vera, è famiglia. La cosa che ci insegna sempre Marco è proprio quello che dice sempre anche lui, di non arrendersi mai, di essere sempre, andare sempre, come dire, essere sempre alla grande. Infatti quando qualcuno chiede a Marco come stai, come va, lui dice sempre alla grande. L'unica cosa che abbiamo potuto fare è prenderne atto e cercare di ricavare il meglio da quello che un po' il destino ci ha riservato. La patologia di Marco è una patologia impegnativa, però devo dire che grazie all'associazione Parent Project abbiamo avuto veramente chi ci ha dato una mano a riuscire dal buco in cui si cade al momento della diagnosi. Sto cercando di migliorare su me stesso, soprattutto per riuscire a dare più aiuto anche da grande, potrò dargli una mano e riuscire a realizzare insieme a lui tutto ciò che ha voluto realizzare. Ora per tutta la famiglia all'orizzonte l'incontro con Mattarella al Quirinale, un luogo che Marco non ha mai visto ma che ben conosce, visti i suoi propositi. Come futuro a me piacerebbe tanto diventare un politico. Le idee sono già chiare anche in materia di bullismo, disagio, violenza giovanile. Il suo è un appello accorato. Ragazzi, studiate, perché studiare è l'unico modo per avere un ottimo futuro e per avere una buona vita adulta. Complimenti a Marco Mazzarioli. Adesso parliamo di lupi, ne parliamo spesso perché in genere riferiamo di vicende legate ai difficili rapporti tra lupi e allevatori sull'altopiano di Asiago, ma c'è anche la possibilità di poter convivere con i lupi come succede ad Aschi, che è un paese in Abruzzo, e ne parliamo con l'autore di un libro che è proprio intitolato, e vediamo la copertina, il romanzo di lupi di Aschi, un branco che nasce, un paese che resiste. Ne parliamo con Enrico Villa, cetologo, divulgatore, fotografo e autore di questo libro. Buongiorno Villa, buongiorno. Buongiorno direttore. È un piacere averla qui perché spesso si parla di lupi un po' a vanvera, un po' a sproposito. Ovviamente sono animali che possono anche creare danni quando anche scendono in pianura, c'è il panico perché si teme, ed è anche accaduto che i lupi abbiano sbranato degli animali domestici. Ma lei in questo romanzo, perché di un racconto si tratta, racconta la storia di come sia possibile convivere con i lupi, in particolare in questo paese abruzzese ad Aschi. Sì, è questo. Con mia moglie, quando siamo in vacanza dalle balene, perché questo facciamo di lavoro alle Azzorre, abbiamo scoperto questo paese dove la convivenza col lupo è pacifica. I lupi passano anche in paese, magari di notte quando non ci sono le persone, perché i lupi hanno molta paura dell'uomo, e non c'è questo atteggiamento bellicoso nei confronti dei lupi, anche se le persone del luogo, tra cui ci sono allevatori, devono chiaramente proteggere il loro bestiame. Quindi questa è una cosa che mi ha molto colpito e da qui è nato Lupi di Aschi. Davvero una bella storia. Come è possibile, diciamo, perché in questo caso c'è questa convivenza, non ci sono problemi? Cosa potremmo dire alle popolazioni che vivono appunto in zone dove i lupi sono presenti anche in branchi e che vivono ovviamente queste condizioni con ansia, con paura a volte? Allora, direi che per prima cosa in Abruzzo c'è un vantaggio, che la coesistenza con i predatori è di lunga data, quindi questo sicuramente aiuta, e le persone che adesso convivono con i lupi, io poi parlo di Aschi, ma sono
tanti posti, così facevano i loro genitori, i loro nonni e i loro bisnonni, in un posto dove i lupi non erano mai spariti. È chiaro che ci sono degli adattamenti necessari e questi adattamenti non devono essere lasciati solo nelle mani degli allevatori, ma ci devono essere degli aiuti, perché come si arriva a convivere con i predatori passa da una serie di misure di protezione che non è che chiunque possa sognarsi così dal giorno alla notte. Ecco, poi in genere vengono eliminati nella maggior parte dei casi quando la situazione degenera i capi dei branchi. Questo comporta la perdita di riferimenti per i giovani lupi, che poi possono essere forse ancora più pericolosi, tra virgolette. Sì, diciamo che questo è un dibattito sul quale c'è una polarizzazione quasi estrema e sicuramente eccessiva, però come io ho osservato anche negli animali che studio, che sono le balene, esiste, quando esistono dei gruppi sociali, esiste una cultura, una memoria di dove trovare da mangiare, di come comportarsi, che viene persa quando si perdono gli individui con esperienza maggiore, e quindi poi è molto possibile che gli individui del branco rimasti tendano a focalizzarsi di più su prede facili, quali possono essere gli animali domestici o gli animali da allevamento, magari gli ovini in particolare. Ecco, io ho visto lupi con bovini grandi che non si sognano nemmeno di provarci, ecco, diciamo. Ecco, Enrico Villa giustamente ricordava che si occupa di balene e delfini, insomma di cetacei, li studiate alle Azzorre, e poi fate anche whale watching, portando i turisti a vedere questi animali straordinari e giganteschi. E questo è il vostro sito, dove vedo appunto cetacei, insomma tutti gli animali che riuscite a fare vedere a coloro che sono interessati ovviamente alla vita di queste splendide creature. Quando è che conviene venire alle Azzorre per andarli a vedere, insomma, anche per vedere qual è il tipo di ricerca che effettuate? Allora, diciamo, i cetacei sono presenti per tutto il corso dell'anno alle Azzorre, ed è per quello che io e mia moglie Dania ci siamo trasferiti lì più di 20 anni fa. Diciamo che un animale così molto carismatico come il capodoglio è praticamente residente da noi alle Azzorre, ma chi vuole vedere i giganti del mare, diciamo gli animali più grandi come la balenottera azzurra, ad esempio il più grande che sia mai esistito, la primavera è il periodo giusto, perché questi animali si riproducono più a sud delle Azzorre, poi ora dell'estate vanno in posti come Islanda e Norvegia, e su questa autostrada della migrazione le Azzorre sono una sorta di snack bar, diciamo. Ecco, diciamo alle Azzorre sono in acque tranquille per i cetacei, o anche lì ci sono i rischi, i pericoli della caccia? No, alle Azzorre non ci sono pericoli di caccia. Le Azzorre fanno parte del Portogallo, dove comunque esiste una protezione per i mammiferi marini, compresi i cetacei, che è totale. Quindi diciamo che sono acque tranquille. Sono anche acque tranquille perché siamo in mezzo all'oceano, quindi al di fuori delle rotte commerciali, quindi il pericolo anche delle collisioni è più basso. Le operazioni di pesca possono costituire un pericolo non di per sé, ma quando ci sono magari le reti abbandonate in cui si impigliano e annegano piccoli cetacei come i delfini, ma può succedere anche alle balene. Però diciamo che è un po' un paradiso per loro, anche se non è così in tutto il mondo. Grazie Enrico Villa, grazie, complimenti. Ricordiamo il romanzo Lupi di Aschi, un branco che nasce, un paese che resiste, un libro che racconta una storia di persone che riescono a convivere tranquillamente con i lupi. Grazie, grazie.
Grazie a lei, direttore, buona giornata a tutti voi. Grazie, arrivederci. Mi viene in mente adesso uno splendido film che ricorderete, Balla con i lupi, no? Avrei voluto far vedere qualche immagine, ma andiamo in pubblicità. Tantissimi partecipanti a Treviso alla Gnogna Run per le vie del centro, è giunta la 5ª edizione. Ieri la consegna da parte dell'Associazione dei Veneti Schiacciati dalla Crisi di un assegno a una bambina di 11 anni, Giada. La grande famiglia Media Nord-Est ti dà questo assegno, è tutto per te l'avevo promesso, abbiamo mantenuto la promessa, tu devi andare a cavallo, devi iscriverti dove vuoi, ecco che arriva il sorriso, lo sapevo io, che alla Giada arrivava il sorriso, perché lei ama i cavalli, poi vero Giada, tantissimo, e perciò questo assegno è tutto per te e potrai veramente iscriverti dove vuoi e fare quello che vuoi. Cosa ti piace dei cavalli? Mi piace cavalcarli e anche accarezzarli, che è bello, cioè è divertente, è un passatempo. Sono dei begli animali? Sì. E non ti fanno paura? E dato che hai gli stessi capelli di questa bambola, te la vogliamo donare. Il dono viene dal cuore e sappiamo che Giada ha attraversato un periodo un po' difficile e quindi vogliamo fare i nostri auguri a Giada che insomma vada a cavallo il più possibile. Grazie perché trovate sempre il modo per far sorridere Giada, questa per me è la cosa più importante, grazie di tutto. Grazie Mirella, grazie. Grazie a voi. Sei contenta amore? Mi dai un bacio? Ciao. Ancora di scena la grande Mirelluccia, vediamo la cultura da De Chirico a Picasso, tornano a Vicenza le grandi mostre in città nella Basilica Palladiana. Vicenza si proietta in Europa attraverso una trilogia di mostre per raccontare attraverso l'arte la nascita e lo sviluppo dello spirito europeo nell'età moderna e contemporanea. Non solo capolavori d'arte, ma storie di incontri, viaggi, influenze e visioni che hanno attraversato i confini. È l'idea per Ispirazione Europa, dialoghi d'arte tra il XIX e il XX secolo, il progetto espositivo di valenza triennale che tra il 2026 e il 2028 porterà in Basilica Palladiana 3 grandi mostre dedicate ai rapporti tra l'Italia e la Germania, la Francia e la Spagna, per la cui inaugurazione è stato invitato anche il presidente Mattarella. Ci saranno tutti i più grandi artisti italiani tedeschi, poi italiani francesi, italiani spagnoli, da Kiefer a De Chirico a Picasso e i grandi impressionisti e puntinisti, quindi insomma sarà davvero un triennio magico in cui ci sarà la possibilità di vedere le più grandi opere ospitate nei grandi musei internazionali qui, ed è una grande operazione culturale di dialogo fra i nostri paesi. Un progetto di respiro internazionale volto ad attirare in città turisti anche da oltre confine e appassionati, attraversando 5 secoli di storia culturale e artistica, fatta di artisti, idee, relazioni che hanno contribuito a formare lo spirito europeo. Si parte il 13 novembre 2026 con la Germania, prima tappa del racconto in cui il compagno di viaggio ideale sarà l'intellettuale Wolfgang Goethe. Goethe aprirà la mostra L'amore per l'Italia della Germania, che proprio dalla data del suo viaggio e dalla pubblicazione del volume riuscirà a dare al nostro paese comunque non solo turismo ma
anche grande e alto pensiero filosofico, culturale e artistico. Si proseguirà nel cammino con Italia-Francia nel 2027 e Italia-Spagna nel 2028. Il concetto di fondo di questa trilogia di mostre è proprio quella di raccontare al pubblico, il più largo possibile, come l'Europa che noi adesso percepiamo come comunità economica e speriamo comunità politica, dopo secoli di guerre e di separazioni, che sia passata attraverso la cultura, attraverso l'arte. Ci chiede la linea Daniele Garbin da Vicenza per la badante arrestata con l'accusa di aver tentato di strangolare con una corda un 75enne. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Un attimo fa proprio si è conclusa la conferenza stampa a Lampo qui nel comando dei carabinieri di Via Muggia provinciale, alla presenza del comandante Contente, il colonnello Contente del reparto operativo, e il comandante dei carabinieri di Bassano Alessandrini. Ecco, hanno spiegato proprio per sommi capi, insomma, quello che è successo nel pomeriggio di ieri, un fatto veramente inquietante. La vicenda è questa: una donna appunto di 85 anni che era assistita da una badante moldava di 33, è stata o sarebbe stata aggredita, insomma, alle spalle in un momento in cui la figlia, il 33enne, era uscita proprio un attimo per una commissione e le avrebbe stretto al collo un filo di una ricarica cellulare e avrebbe tentato di soffocarla. È stato tempestivo proprio il rientro immediato della donna, il 33enne, la figlia, che ha posto fine allo strangolamento, il tentativo di strangolamento. Questa poi sarà un po' le successive indagini, ed è stato proprio questo intervento probabilmente inaspettato che ha posto fine allo strangolamento. La donna badante, questa signora intorno ai 40enne, avrebbe tentato di allontanarsi qualche metro, ma insomma è stata raggiunta dalla figlia, che una volta che ha capito quello che stava avvenendo ha lanciato l'allarme, e il pronto intervento dei carabinieri, insomma, è stato immediato, provvidenziale, proprio per riuscire a porre fine e a fermare la donna. In questo momento è stata arrestata, è in carcere a Verona, al carcere Montorio, e ovviamente si cercherà di fare chiarezza su quanto avvenuto. La donna, la badante, è una figura che era in regola, era in servizio da febbraio, è regolarmente stipendiata, insomma è una figura che era presente regolarmente ad assistere l'anziana e non avrebbe mai dato precedentemente segnali o ulteriori segnalazioni. Queste sono alcune delle domande che abbiamo fatto ai carabinieri, però al momento è stato proprio posto un comunicato molto essenziale, e questo sarebbe il quadro della situazione inquietante di questo episodio. Maggiori informazioni poi nel telegiornale di questa sera, e in questo momento direi che è tutto da Vicenza. Restituisco la linea, direttore. Grazie Daniele Garbin con Andrea Benetti per la parte tecnica. Andiamo avanti, chiudiamo la finestra cronaca nera, vediamo il trentennale del sito UNESCO Città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto. Vediamo. Un patrimonio storico e culturale che pulsa nel cuore di Vicenza e non solo. Ricorre infatti quest'anno il 30° anniversario dal secondo riconoscimento ed estensione del sito Patrimonio Mondiale UNESCO Città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto. Nel 1996 il sito, che nella prima iscrizione del 94 comprendeva solo il centro storico di Vicenza con i 23 monumenti palladiani e 3 ville suburbane, viene ampliato fino a comprendere al suo interno ulteriori 21 ville palladiane distribuite nel territorio regionale. Di qui l'occasione per mettere in rete le meraviglie palladiane e farle conoscere al pubblico. Vuole proprio essere il momento in cui festeggiamo il nostro sito, che non è solo il sito di Vicenza, giustamente, ma è un sito che riguarda tutte le province del Veneto tranne Belluno, perché ci sono 24 ville che sono disseminate nella nostra regione, 3 a Vicenza e tutte le altre nelle altre province. Nel weekend dal 17 al 19 aprile è in programma un calendario di iniziative in città che coinvolge i beni e le ville palladiane del sito attraverso l'apertura alla visita con tour guidati e itinerari culturali. È una 3 giorni strutturata in maniera, diciamo, complessa, nel senso che abbiamo le aperture straordinarie di alcune ville che solitamente sono chiuse, quindi dal 17 al 19, basta vedere il sito, si potranno appunto trovare delle aperture straordinarie. Abbiamo le guide gratuite, 6 guide gratuite in giro per la città, anche queste sabato e domenica, e poi un silent play, insomma, per avvicinare, come diceva l'assessore, il più possibile le persone al patrimonio UNESCO che abbiamo.
E numerose saranno le ville palladiane del sito, aperte su tutto il territorio per questo speciale weekend, da Villa La Rotonda a Villa Pisania, a Villa Barbaro a Villa Foscari, solo per citarne alcune. Servizio di Luisa Bertini. Chiudiamo con lo sport, la sconfitta nel rugby per il Benetton che cede a Monigo con gli inglesi di Exeter per 44-41, fallisce così l'accesso alle semifinali. Monigo intanto sfonda il muro dei 6.000 spettatori con la nuova tribuna sud. Sogno interrotto, il Benetton torna bruscamente alla realtà a un passo dalla semifinale di Challenge Cup, la seconda Coppa Europea per club. I Leoni perdono per 44-41 dagli inglesi di Exeter, che espugnano Monigo, per l'occasione arricchito dalla nuova tribuna sud, una struttura provvisoria che dà altri 1.300 posti in attesa dell'opera definitiva. Una gara tutta in equilibrio con le due squadre che si superano nel punteggio per 80 minuti e alla fine hanno la meglio i Chiefs con un calcio piazzato di Slade a 2 minuti dalla fine, quando si era sul 41 pari. Parità anche all'intervallo, 24-24, e Benetton che schiera la miglior formazione possibile al netto di infortuni, compresi 7 nazionali italiani, tra cui naturalmente la star Menoncello, e i campioni stranieri dal figiano Ratave all'All Black Fekitoa al pilone argentino Gaggio. Solo Capitan Lamaro, per motivi personali, esce di scena poco prima del match. Un Benetton determinato, sempre pronto a rispondere alle marcature avversarie, una società che ha fatto di tutto per raggiungere il traguardo della semifinale, ottenuto solo 3 anni fa, quando poi arrivò la sconfitta con il Tolone di Sergio Parisse. Una bellissima partita, insomma, quella di Monigo, 5 mete per parte, decisa dai punti al piede del centro della nazionale inglese Henry Slade. Non è certo tutto da buttare, dunque, per i Leoni, anzi, hanno onorato la Coppa e divertito i tifosi. Certo, manca il risultato finale, ma siamo certi che arriverà anche quello. Servizio di Federico Fusetti, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Laura Besio, Patrizio Baroni, Luigi Calesso, Marco Della Pietra, Alessandro Manera e Ivan Palasgo. È tutto per oggi, grazie a Francesca Pezzo e a Italo Morao in regia. Ci vediamo stasera intorno alle 21.